Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Parliamo subito della nazionale di calcio italiana che ha giocato nella Nations League, che è una sorta di torneo composto da amichevoli, contro contro l'Inghilterra a Wolverhampton, quindi fuori casa. La partita è terminata sul risultato di 0-0, un buon punteggio se consideriamo l'andamento della gara. Infatti gli attaccanti inglesi hanno avuto le loro occasioni e soltanto un ottimo Donnarumma e la loro imprecisione non gli ha permesso di segnare il gol del vantaggio e quindi della possibile vittoria. L'Italia, dal canto suo, è riuscita ad attaccare anche abbastanza bene e a creare qualche occasione da gol, ma senza riuscire a concretizzarlo. Con questo pareggio e il pareggio della Germania contro l'Ungheria per 1-1, l'Italia rimane in testa al girone con 5 punti, un punto solo di vantaggio sull'Ungheria che ha 4. Passiamo ora ai motori. Infatti in Azerbaijan, a Baku, si è svolta la gara di Formula 1, una gara molto sfortunata per le Ferrari. Infatti, dopo aver ottenuto la pole position con Charles Leclerc e scattando quindi dalla prima posizione sulla griglia, la Ferrari non ha terminato la gara con nessuna delle due vetture. Prima a tradire è stato il sistema idraulico di Carlos Sainz, mentre era in quarta posizione, e poi, dopo circa una ventina di giri, è stato il motore di Charles Leclerc a lasciarlo appiedato sul rettilineo, con un grande fumo che è uscito dal retro della sua vettura. Per Leclerc non è sicuramente un buon periodo e soprattutto ad approfittarne sono state le Red Bull. Infatti con Max Verstappen che ha vinto la gara e Sergio Perez che ha terminato al secondo posto, la Red Bull ha allungato sia in classifica piloti che in classifica costruttori. Come sempre ad approfittarne è stato anche George Russell. Il giovane pilota inglese della Mercedes è costante e pronto a salire sul podio nel caso di deblush da parte di uno degli altri pretendenti al titolo, e così ha conquistato il suo secondo podio stagionale. Al quarto posto si è classificato Lewis Hamilton, il 7 volte campione del mondo. Ha accusato un fenomeno di dolore alla schiena dovuto al saltellamento della vettura sulla pista dell'Azerbaijan, mettendo a rischio la sua partecipazione alla prossima gara in Canada, anche se noi siamo sicuri che con il suo spirito competitivo e sportivo non mancherà di certo. Le migliori notizie arrivano dal tennis. Infatti Matteo Berrettini, che è rientrato dopo qualche mese di assenza per un'operazione al polso, ha vinto l'ATP 250 di Stoccarda, il primo torneo che si gioca su erba, una superficie dove Berrettini vince più dell'80% delle partite e ha una delle migliori 10 percentuali della storia di vittorie. E anche in questo torneo l'ha dimostrato, non andando quasi mai in difficoltà e giocando anche un'ottima finale contro un grandissimo ex campione come Andy Murray. La partita si è giocata al meglio di 3 set e proprio al terzo set Berrettini ha vinto 6-3 con un doppio break di vantaggio, quindi dominando sostanzialmente il set. Speriamo che questo sia di buon auspicio per un ottimo ritorno sui campi, soprattutto perché Berrettini è campione uscente del torneo ATP 500 del Queens che si gioca a Londra proprio prima di Wimbledon. Wimbledon che quest'anno avrà però una particolarità, infatti non assegnerà punti per la classifica ATP, che è quel ranking che permette di classificare i tennisti, in quanto ha deciso di escludere i tennisti russi e bielorussi dalla competizione per la guerra che si sta svolgendo in Ucraina. Una decisione molto forte, una presa di posizione decisa che l'associazione giocatori ha quindi contrastato con la decisione di non assegnare punti. Rimarrà comunque il montepremi, che sarà anche più alto del solito, forse proprio per contrastare la possibile mancanza di tennisti di alto livello.
una situazione che speriamo comunque si possa risolvere al più presto in modo favorevole. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!